Funziona? Sì. Questo funzionava. Sì, funziona. Allora, credo che Maria Francesca Tiepolo probabilmente si arrabbierà vedendomi leggere. Lei avrebbe preferito, come succedeva spesso, che tutti noi quando andavamo da qualche parte a parlare, parlassimo a braccio, ma non avevamo certamente le sue capacità. Soprattutto dovendo tracciare un ricordo, correrei il rischio di perdermi. Allora abbiate pazienza, cercherò di leggere, non ci metterò molto comunque. È passato poco più di un anno, sono 13 mesi se facciamo il conto più o meno, da quando Maria Francesca Tiepolo se n'è andata, quasi in punta di piedi, 13 marzo dell'anno scorso. Eppure è come se fosse ancora tra noi, tanto sono marcati e duri a sbiadire i segni che ha lasciato e con la sua vicenda umana e con quella professionale. Maria Francesca Tiepolo, socio della Deputazione di Storia Patria per le Venezie, dell'Istituto Veneto di Scienze e Lettere d'Arti, dell'Ateneo Veneto, della Società Europea di Cultura, dell'Accademia dei Concordi di Rovigo, per tacere delle altre numerose accademie e degli altri sodalizi di cui era socia. Maria Francesca Tiepolo, laureata in storia moderna nel 1951 con Roberto Cessi, che prima di intraprendere l'insegnamento accademico era stato pure lui archivista ai Frari, discutendo la tesi Giovanni Tiepolo e i rapporti veneto-polacchi al principio della guerra di Candia e sua assistente volontaria dal 1 novembre 1951 al 31 ottobre 1952. Ai Frari, Maria Francesca Tiepolo aveva iniziato la sua straordinaria avventura archivistica ottenendo nel novembre del 1952 il diploma in archivistica, paleografia e diplomatica, premessa e conditio sine qua non di tutta la sua carriera nei ruoli dell'amministrazione archivistica. Gli esordi di questa eccezionale carriera, oggi per più ragioni assolutamente irripetibili, si possono senz'altro cogliere nei 2 successivi anni, quando dal 16 dicembre 1952 al 30 giugno 1954 prestò servizio volontario ai Frari, in attesa del previsto concorso pubblico, mentre il 1 luglio del 1954 entrava a far parte dei ruoli organici dell'Archivio di Stato vincitrice di concorso ed esonerata dal semestre di prova grazie appunto al periodo di prova. La sua carriera archivistica trascorre per la maggior parte ai Frari, tranne pochi mesi a Padova, direttore dell'Archivio di Stato padovano, e per i primi anni accanto a colleghi con i quali diede vita a un sodalizio informale che oggi, per i rispettivi apporti, contributi, ma anche ruoli, appare assolutamente unico, straordinario, irripetibile. Basterà ricordare almeno Marino Berengo, Alberto Tenenti, Ugo Tucci, compagni soprattutto quest'ultimo di un viaggio archivistico più o meno lungo, ma non per questo meno importante e significativo. E a questo proposito meriterà allora ricordare ancora come gli anni giovanili del suo servizio ai Frari fossero stati segnati dagli insegnamenti e ancor più dall'esempio di Raimondo Morozzo della Rocca, un austero signore piemontese, più anziano di lei di almeno una generazione, direttore dell'Archivio di Stato di Venezia fino al 1968. Con Raimondo Morozzo, Maria Francesca Tiepolo legò fin da subito, dando vita a un rapporto di stima reciproca e proficua collaborazione, destinato a marcare indelebilmente molta parte della sua futura vicenda archivistica. Fondato soprattutto su comuni passioni, dallo studio della cronologia all'interesse per l'araldica, dall'amore per le vicende della diplomazia veneziana alla venerazione delle carte notarili. Insomma, se proprio vogliamo, una sorta di vero e proprio imprinting. Un legame, del resto, dal quale scaturirono e presero corpo numerose pubblicazioni scientifiche, soprattutto dopo che Raimondo Morozzo era uscito dai ranghi dell'amministrazione attiva. Da Venezia Serenissima Repubblica, dalle origini al 1797, pubblicato nel 1972, ai viaggi in Persia degli ambasciatori veneti, Barbaro e Contarini dell'anno successivo, oltre naturalmente alla fondamentale cronologia veneziana per la Fondazione Cini. Un rapporto scientifico, quello con Raimondo Morozzo, particolarmente rilevante anche nella collaborazione attiva nella preparazione e nell'allestimento di tutta una serie di mostre documentarie,
anticipazione certamente di quella che sarà una costante della sua politica culturale, almeno alcune delle quali interne ai Frari, come per esempio la mostra Il commercio veneziano e l'Oriente, organizzata nel 1954 in occasione del 7° centenario della nascita di Marco Polo, altre esterne all'archivio, come la mostra marciana Navigatori veneti del 400 e del 500, legata al 5° centenario della scoperta delle isole di Capoverde del 1957, eppure l'altra Galileo e Venezia del 1964, allestita sempre alla Marciana in occasione del 4° centenario della nascita di Galileo Galilei. Si diceva della breve permanenza a Padova quale direttore dell'Archivio di Stato dal 16 luglio del 1973 al 15 gennaio del 1974. Pochi mesi, tutto sommato, un semestre esatto se facciamo un po' di conti, ma vissuti quasi come una sorta di esilio, anche se conseguenza inevitabile della promozione a primo dirigente del 15 marzo 1973. Così come la promozione del 30 giugno del 75 ad appena 2 anni di distanza a dirigente superiore. Parentesi, quella padovana a cui porrà ben presto fine la nomina a soprintendente archivistico per il Veneto del 16 gennaio del 1974. Infine la nomina, questa sì particolarmente gratificante e attesa, a direttore dell'Archivio di Stato di Venezia a far tempo del 1 luglio 1977. Carriere, denominazioni, incarichi amministrativi e scientifici d'altri tempi, propri di un'altra temperia culturale nella quale Maria Francesca Tiepolo sguazzava, passi il termine, lei mi avrebbe probabilmente rimproverato, perfettamente a suo agio. Diceva forse poco elegante, troppo amichevole. Indizi quanto mai probanti di un modo affatto diverso di sentire la pubblica amministrazione e soprattutto il servizio pubblico rispetto a quanto avviene purtroppo al giorno d'oggi. Al riguardo, giusto al fine di dare il dovuto risalto al profondo legame professionale e umano che la univa all'Archivio di Stato di Venezia, credo meritino tutta la nostra attenzione le parole con le quali il 28 maggio del 1977 Maria Francesca Tiepolo, al momento ancora sovrintendente archivistico, chiedeva al direttore generale dell'Ufficio Centrale per i Beni Archivistici le venisse attribuita la direzione dell'istituto, in considerazione anche della prossima cessazione dal servizio dell'allora direttore Ferruccio Zago, che andò in pensione il 1 luglio del 77. Queste sono le parole di Maria Francesca Tiepolo. Mentre sta per rendersi vacante per esodo del titolare la direzione dell'Archivio di Stato di Venezia, mi pregio significare a cotesto superiore ministero, notiamo la terminologia particolare, no? La mia aspirazione è ricoprire la sede predetta. Credo poter motivare detta richiesta rifacendomi alla consuetudine di lavoro e di studio, di esperienza e di affetto che mi unisce all'Archivio di Stato di Venezia, dove mi sono formato come archivista e ho sviluppato la mia carriera in servizio volontario dal 15 dicembre 1952 e di ruolo dal 1 luglio 1954 e al quale ho cercato di dedicare ogni mia energia in campo amministrativo ed in campo scientifico, anche nei mesi trascorsi alla direzione dell'Archivio di Stato di Padova e successivamente dal 15 gennaio 1974 in qualità di sovrintendente archivistico per il Veneto, non ho saputo considerarmi divelta da tale istituto, cui la sovrintendenza mi appare complementare, procurando di contribuire pur sempre alle sue attività e mantenendo le relazioni con gli studiosi. Direttore dell'Archivio di Stato di Venezia, sedetto dal 1 luglio del 77 al 31 maggio del 90, in perfetta coincidenza col compimento del 65esimo anno d'età, data del suo collocamento a riposo, o come piuttosto amava dire lei, collocamento in quiescenza per raggiunti limiti d'età. Tra parentesi, occorre dire che aveva fatto un breve, un limitato, un minimo tentativo di rimanere ancora in servizio per altri 2 anni, come allora si poteva in condizioni particolari. Purtroppo c'era chi fremeva per sedersi alla sua seggiola e non è stato possibile per il Ministero accogliere la sua istanza. Direttore, e sarebbe rimasta altri 2 anni in servizio, ben volentieri, e per questo aveva rifiutato l'offerta di andare a dirigere l'Archivio del Senato, cosa di cui poi si è pentita un poco. Si è pentita perché... Non ce lo ricordiamo, ma è vero. Ma lei avrebbe potuto farlo e
E aveva detto, io andrò a Roma, però guarda che vieni anche tu, rivolgendosi a me. Non siamo andati né l'uno né l'altro. Meglio così. Direttore dell'Archivio di Stato, per quanto mi riguarda, direttore dell'Archivio di Stato di Venezia, certo, ma soprattutto collega archivista, come lo era stata prima di assumere l'incarico direzionale e come lo sarà per quanti di noi si sono formati professionalmente sotto la sua guida e soprattutto grazie a lei e che hanno potuto godere del suo insegnamento e pure della sua amicizia, almeno fin quando veniva quasi costretta a ritirarsi nel silenzio del chiostro di San Lorenzo dal degradare veloce e impietoso delle sue condizioni di salute. Come direttore dell'Archivio di Stato, Maria Francesca Tiepolo assunse anche la direzione dell'annessa scuola di paleografia archivistica e diplomatica. Ma a lei insegnare ex cattedra però non piaceva più di tanto. Non di meno aveva tenuto per sé l'insegnamento della paleografia, lasciando le indispensabili esercitazioni di lettura ad altri colleghi. Eppure va detto, a onor del vero, che tutti gli archivisti che l'hanno avuto come direttore e dell'Archivio di Stato e della scuola hanno forse imparato a leggere i documenti, medievali o moderni che fossero, e magari a coglierne il reale significato grazie al suo insegnamento diretto, lavorando al suo fianco, a stretto contatto di gomito, giorno dopo giorno, piuttosto che alle sue lezioni di paleografia alla scuola. In questo caso il suo insegnamento si faceva davvero interessante, disposta com'era di spendere più che volentieri decine e decine di minuti nel tentativo di leggere esattamente una lettera, una sillaba, un'intera parola, quando queste sembravano ostinatamente sfuggire a qualsiasi tentativo di comprensione, soffermandosi volentieri su spiegazioni tecniche o di carattere generale, con una semplicità espositiva e altrettanta capacità di lettura da lasciare tutti il più delle volte perplessi e stupiti, sebbene con sincera umiltà sapesse riconoscere che non sempre lei era in grado di ritrovare la risposta giusta e che pure gli altri, talvolta, potevano aver ragione, non sempre, ma talvolta. Capace anche di farci rimanere del pari perplessi quando se ne usciva, come nulla fosse, con una battuta, diventata poi esemplare a proposito di una soluzione di lettura non sempre convincente. Se non è vera è ben trovata, e con questa tagliava corto. Grazie alla sua passione verso i documenti storici, moltissimi hanno appreso che quello dell'archivista poteva essere considerato davvero un bellissimo mestiere e che quello dell'archivista sia uno dei più bei mestieri del mondo, se non proprio il più bello, credo siamo in molti ad esserne convinti. Convinti anzi che una volta presi e fatti i propri rudimenti più segreti del mestiere si rimanga in qualche misura archivisti per tutta la vita. O almeno Maria Francesca Tiepolo lo era stata. Eppure, con impareggiabile autoironia, a proposito di se stessa e della sua vita da archivista trascorsa ai Frari, facendo in verso all'iscrizione celebrativa di Jacopo Chiodo, raccolse e organizzò questo archivio, coniò per sé il più lapidario, icastico e dissacrante degli epitaffi. Disperse e disorganizzò l'archivio. Poi disse, vabbè, se però non lo citate troppe volte, mi fate un favore. Però questo dà la cifra della sua capacità di ironizzare anche su se stessa. Una volta assunta la direzione dell'istituto, Maria Francesca Tiepolo si attivò immediatamente per realizzare almeno alcuni degli obiettivi che considerava assolutamente irrinunciabili e per raggiungere i quali non esitò un minuto a spendere il proprio nome, anche a livello internazionale, mettendo in gioco tutto il suo prestigio, tutte le sue conoscenze a livello politico, amministrativo, scientifico, tutta la sua capacità di coinvolgere tanto la città quanto gli organi centrali di un ministero nel quale comunque contava non poco. Dalla necessità di ampliare la capacità ricettiva dei depositi dei Frari per far posto ai nuovi versamenti che ormai urgevano e non erano più ulteriormente differibili, alla soluzione del problema davvero ostico dell'illuminazione interna dei monumentali depositi dei Frari, cui dare soddisfacente risposta una volta per tutte, senza mettere a rischio la sicurezza degli stessi e del materiale conservato. E ancora strettamente connessi l'adeguamento del compendio conventuale alla normativa antincendio, che imponeva radicali interventi di compartimentazione degli spazi interni, la razionalizzazione dei collegamenti dei percorsi interni ai Frari, resi complessi dalla struttura materiale e dalle secolari vicende edilizie dell'intero edificio, tra vincoli architettonici e legislativi da rispettare, e ancora corridoi e scale da rendere funzionali e soprattutto sicuri
a oltre un secolo e mezzo dalla rivoluzione copernicana impostata a suo tempo da Jacopo Chiodi. C'era pure da chiudere l'annosa vicenda della sede sussidiaria dell'archivio alla Giudecca, da rendere operativa e comunque agibile per gli studiosi, soprattutto per consentire l'accesso a tutto il materiale ottocentesco ivi conservato, in gran parte ancora da ordinare. Ma soprattutto doveva essere data urgente risposta alla necessità di dotare i frari di una sala di studio finalmente degna di tale nome. Credo che tutti noi ricordiamo le due precedenti salette al primo piano, poco dignitose, poco funzionali e non più in grado di accogliere il numero sempre crescente di frequentatori dell'archivio. Quindi di dotare i frari di una nuova sala di studio finalmente degna di tale nome e di una nuova aula per la scuola di archivistica, paleografia e diplomatica. E la risposta più adeguata Maria Francesca Tiepolo seppe trovarla, superando di slancio difficoltà critiche, apparentemente insormontabili e conflitti di competenza formalmente insanabili, nel recupero integrale del cosiddetto refettorio d'estate e degli ambienti finitimi a piano terra, prospicienti il chiostro dei Fiorentini. Un'avventura quest'ultima al tempo stesso edilizia, amministrativa, ma soprattutto culturale, che partiva dal restauro conservativo e funzionale dei locali interessati dalla complessiva trasformazione fino a coinvolgere anche la scelta degli arredi. Un'avventura che in ogni caso non poteva e soprattutto non doveva essere concepita disgiunta da un ripensamento generale della cifra e dell'immagine complessiva dei frari, rinnovata e ritrovata officina di cultura. Un'avventura nella quale Maria Francesca Tiepolo non si risparmiò in alcun modo, spendendo ogni sua energia, destinata a concludersi, quasi alla scadenza della sua carriera, proprio con l'inaugurazione della nuova sala di studio, oggi a lei doverosamente dedicata. La dedica purtroppo formalmente, materialmente ancora non c'è, però è stata concepita e pronta per l'iscrizione in una lapide. Mi piace leggerla. A Maria Francesca Tiepolo, direttore dell'archivio dal 1977 al 1990, guida generosa e sapiente. Queste mura furono la sua casa, l'archivio la sua vita, nell'antico refettorio dei frari volle realizzata questa sala di studio. È stato un lavoro di lima, di fusione, di aggregazione tra tutti noi archivisti, colleghi e dipendenti dell'archivio che ha prodotto questo risultato alla fine. Infine, come tacere dell'ultima fatica scientifica di Maria Francesca Tiepolo? Fatica che, seppur formalmente non porta il suo nome, deve sostanzialmente a lei, anche a lei, la felice riuscita. A lei certo nella sua veste di socio effettivo dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arte, ma più ancora di unico e per più versi imprescindibile e insostituibile rappresentante dell'Archivio di Stato di Venezia, per quanto in quiescenza, chiamata da verbi magnam, se non addirittura maximum parte. Su di lei infatti ricadeva la delicata incombenza, oltre che la responsabilità di verificare e collazionare sui registri originali prima della pubblicazione le trascrizioni e non solo quelle delle deliberazioni contenute nei registri della serie Senato Misti e curate da vari autori per conto dell'Istituto Veneto, almeno fin tanto che ebbe la forza e la possibilità materiale di farlo. Impegno che richiedeva non solo grande esperienza e indiscutibile perizia paleografica, ma più ancora profonda conoscenza della complessa struttura politica e amministrativa del Comune Veneciarum, del quale il Consilium Rogatorum costituiva, nel periodo interessato dall'edizione, l'organo investito delle maggiori responsabilità. Impegno affrontato con senso del dovere ed edizione quotidiani, come fosse ancora in servizio attivo, con l'entusiasmo, vorrei aggiungere, dei giorni migliori e soprattutto ancora una volta senza alcun risparmio di energia. Fin troppo facile allora parlare oggi di Maria Francesca Tiepolo, dal punto di vista professionale e accademico, di Maria Francesca Tiepolo, archivista di lungo corso e diplomatista raffinata, di Maria Francesca Tiepolo, acuta, ispirata e attenta studiosa e specialista della storia istituzionale, politica, ma soprattutto documentaria di Venezia, di Maria Francesca Tiepolo, soprattutto protagonista di primissimo piano del milieu culturale veneziano. Ci saranno senz'altro tempo e luogo per approfondire ulteriormente questi aspetti e non sarà per nulla facile. Oggi mi preme ricordarla piuttosto come persona, con tutti i suoi pregi e tutti i suoi meriti e magari anche, come naturale che sia, con le sue umane debolezze. Come quel leggero tocco di cipria, certo non più alla moda, ma non per questo meno rituale,
che così tanto amava stendere sul suo volto prima di apparire in pubblico. Mentre vorrei lasciare affiorare nella memoria coincidenze e ritorni allusivi, almeno per quanto mi riguarda personalmente. Chiedo scusa. E che troppo spesso mi inducono alla silente riflessione. Per questo mi viene da riflettere e ragionare sul rapporto così viscerale che legò Maria Francesca Tiepolo al chiostro dei Frari, a quello della Trinità, a quello di Sant'Antonio, ma anche a quello di San Nicoletto, intravisto nelle sue sfumate persistenze piuttosto che nella sua palese materialità, e per questo nella sua marginalità sconosciuta ai più, eppure per lei carico di affetti e significati. E allora la riflessione non può non rinvolgersi al chiostro di San Lorenzo, nel quale si trovò a trascorrere gli ultimi giorni della sua vita, sognando magari di risvegliarsi al mattino tra i suoi libri nelle sue stanze di Palazzo Tiepolo a Campo San Polo, come ebbe a raccontarmi un giorno mentre una nota di contenuta tristezza velava i suoi occhi stanchi eppure ancora belli e vivaci. Chiedo scusa per la commozione.